Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti ad Attenti al Lupo. Questa sera parliamo di eredità e testamenti. Cosa prevede la legge? Che cosa conviene fare? Stasera con un esperto parleremo, insomma, speriamo che anche voi da casa ci telefoniate o comunque ci mandiate delle lettere, delle indicazioni, perché proprio da una vostra missiva, da una vostra lettera abbiamo preso lo spunto per fare questa trasmissione questa sera. È vero Melania? Buonasera. Melania. Buonasera a te Giuseppe, buonasera ai nostri telespettatori. Esatto, come sempre lo spunto ci arriva da una lettera giunta in redazione nei giorni scorsi, tante in realtà le segnalazioni sul tema. Questa sera ci scrive Dino. Spettabile redazione. I miei genitori sono separati da 30 anni. Mia madre vorrebbe che alla sua morte l'appartamento in cui vive andasse in eredità solo a noi due figli. Ma io vi domando, in casi come questo, al coniuge separato spetta comunque di diritto un terzo della casa? Cosa prevede la legge in questi casi? Se fossero divorziati o se mia mamma decidesse di divorziare adesso, le cose sarebbero diverse. Alcuni amici ci hanno detto che l'unica soluzione è la donazione, ma siamo certi che così facendo mio padre sarebbe definitivamente escluso dall'eredità? Grazie, dice Dino da Monfalcone Gorizia. Se volete saperne di più sul tema, seguiteci e anzi cominciate a partecipare attivamente. Noi siamo in diretta e il nostro numero verde è 800 508 990. Insomma, una lettera molto circostanziata. Chi può dare una risposta se non un notaio? E allora l'abbiamo invitato. Buonasera al notaio Roberta Mori. Buonasera notaio. Buonasera, grazie. Allora, possiamo iniziare a dare una risposta al nostro telespettatore e poi ci addentreremo in questo groviglio di normativa, soprattutto cercheremo di semplificare per i nostri telespettatori, soprattutto su cose importanti, dalla casa, magari il conto corrente, insomma dando delle indicazioni concrete. Sì. Una risposta quale possiamo dare al nostro telespettatore? Allora, purtroppo dobbiamo dire al nostro telespettatore che il coniuge, finché è coniuge separato, ha diritto a una quota di eredità. Forse è meglio che facciamo da subito una premessa generale, cioè diciamo che la legge nel nostro ordinamento riserva ad alcuni soggetti, nel momento della morte di una persona, delle quote di eredità che non possono essere lese. Quindi, a seconda delle persone che il testatore o che la persona che viene a mancare lascia, le quote sono differenti. Nel caso del nostro telespettatore abbiamo un coniuge e due figli, quindi al coniuge va un quarto dell'eredità come minimo e ai figli un quarto ciascuno. Dell'altro quarto si può fare quello che si crede. Fino a che io sono sposato, anche se legalmente separato, ho diritto a questa quota che mi viene riservata dalla legge e quindi posso fare, adesso vedremo che cosa, ma effettivamente è un diritto che per me è inalienabile e mi è riservato. Posso stravolgere questo tipo di successione con una mia scelta personale? Allora, innanzitutto io posso fare un testamento. E ora ne parleremo. Ecco, e quindi con il testamento io posso stravolgere questa scelta, il testamento però può essere impugnato dall'avente diritto, quindi se quando io vengo a mancare gli eredi rispettano la mia volontà testamentaria, il testamento produce effetti e quindi diventerà, vedremo poi a quali condizioni, un documento definitivo. Se invece l'erede decide di impugnare e chiedere la quota che gli è riservata, avrà la facoltà di agire in giudizio. Quindi dipende dal rispetto della volontà della persona defunta. Tra pochissimo parleremo anche dei testamenti, perché uno immagina sia unico il testamento. Non è così, ce lo spiegherà tra pochissimo il notaio, ma come sempre diamo le nostre indicazioni ai telespettatori in che modo possono contattarci. Allora, le nostre coordinate anche questa sera sono il numero verde 800 508 990. Qualora doveste trovare il numero occupato, lasciate il vostro messaggio, fate la vostra domanda in segreteria e poi la rivolgeremo noi al notaio ospite in studio. L'email è attentiallupo@tv2000.it e ovviamente i social, quindi Facebook e Twitter, basta cercare la pagina di Attenti al Lupo. Le faccio una serie di domande. Il testamento deve essere per forza scritto o può essere anche un testamento orale? No, il testamento deve essere per forza scritto, è un documento per forza scritto e vediamo in che modo si può scrivere. Diciamo che abbiamo diverse forme di testamento. La più semplice è il cosiddetto testamento olografo, quello che il testatore fa scrivendolo tutto a mano, quindi di proprio pugno, mettendo la data e con la sottoscrizione autografa.
Quindi questo documento è un valido testamento. I 3 requisiti fondamentali sono sottoscrizione, data e autografia. Devo averlo scritto tutto di mio pugno. Questa è la prima tipologia. Questa è la più semplice I vantaggi tipologia. e gli svantaggi quali sono? Uno può dire non è stato scritto da quella persona. E questo poi dipenderà da una prova che dovrà essere data eventualmente in giudizio, quindi bisognerà avere delle scritture di raffronto, dei documenti che sicuramente sono di provenienza di quel testatore e confrontarli con la scrittura del testamento olografo. Il problema, oltre a quello della possibile contestazione, è quello del rischio smarrimento, perché se io faccio testamento ma non dico a nessuno che l'ho fatto e poi vengo a mancare, magari gli eredi non lo trovano. Certo, bisogna metterlo in un posto esatto, dove... in passaporte o comunque consegnarlo a una persona che poi sia di estrema fiducia. Notario, questo è il testamento che la persona scrive di programma. Sì. Invece ci sono altre 2 tipologie di testamento. C'è il testamento che viene fatto con un notaio. Sono 2 testamenti che vengono fatti comunque con il coinvolgimento del professionista, con il coinvolgimento del notaio, e sono appunto il testamento pubblico e il testamento segreto. Il testamento pubblico è quello che viene fatto davanti al notaio, alla presenza di 2 testimoni, e quindi il testatore dichiara pubblicamente quelle che sono le sue volontà. Il testamento segreto invece è un testamento particolare che si usa, diciamo, poche volte, in cui può essere consegnato al testatore un documento, il testatore dichiara che per esempio in quella busta è contenuto il suo testamento segreto, e in questo caso è l'unico caso in cui può essere anche non autografo, quindi potrebbe essere un documento scritto a macchina. Lo consegna al notaio che con particolari formalità lo mette in una busta e lo conserva. E allora, a proposito di testamento, la curiosità che ci è venuta, che i notai, il Consiglio Nazionale del Notariato, ha dato vita anche ad un libro con i testamenti sottoscritti dai grandi italiani. Allora noi abbiamo estrapolato alcune frasi di questi testamenti che sono particolarmente interessanti e curiosi. Il primo cartello grafico vede un testamento, una parte del testamento di Alcide De Gasperi. Lo vogliamo vedere insieme? Che cosa ha scritto Alcide De Gasperi? Statista che tutti ricordiamo: oltre che ai parenti, io le raccomando all'aiuto e all'appoggio di quei pochi ma generosi amici che nel periodo delle prove mi conservarono la loro amicizia. Non posso lasciar loro mezzi di fortuna, perché alla fortuna ho dovuto rinunziare per tener fede ai miei ideali. Muoio con la coscienza di aver combattuto la buona battaglia e con la sicurezza che un giorno i nostri ideali trionferanno. Scrive Alcide De Gasperi. Vi faremo vedere nel corso della trasmissione qualche altro testamento di grandi italiani, di personaggi famosi. Melania, a questo proposito... A questo proposito diciamo che c'è stata anche una galleria da questo punto di vista. Questo proposito il Consiglio Nazionale del Notariato negli anni scorsi, insomma a novembre, ma ancora prima a Modena e qualche anno fa a Roma, ha appunto mostrato, io qui sottoscritto testamenti di grandi italiani, quindi se la regia manda in onda queste immagini che raccontano un po' appunto i libri, i grandi testamenti. Tra gli altri avevamo Marconi, Verdi, Verga, D'Annunzio, insomma. Li stiamo vedendo, sono veramente poi cose storiche, perché in qualche modo c'è una parte della nostra storia, la storia d'Italia, anche in questi scritti. Vi ricordo che questa mostra, che l'ultima volta è stata a Milano a novembre dell'anno scorso, probabilmente ritornerà anche nei prossimi mesi, quindi se volete insomma saperne di più di questi che sono i grandi italiani, i testamenti dei grandi italiani, allora seguiteci e sicuramente le informazioni ve le daremo anche noi. Vediamo se poi ci stanno scrivendo i nostri telespettatori, magari se già assolutamente, qualcosa. Assolutamente Giuseppe. Tra le altre cose volevo infatti leggerti la domanda che ci ha scritto Susanna da Parma. La signora chiede, ma quando si eredita un immobile, quali sono le tasse da pagare oltre la tassa di successione? Quindi arriviamo già subito al comparto della casa, il comparto dell'immobile, che è quello poi più importante. Allora, diciamo che le imposte di successione variano a seconda del grado di parentela e quindi abbiamo una imposizione diversa a seconda appunto del tipo di persona che eredita. Quindi se eredi sono il coniuge e i figli, l'imposta di successione fino a 1 milione di euro è esente, sopra il 1 milione di euro è il 4%. Se ereditano i fratelli è il 6% con una franchigia di 100.000 euro, parenti fino al 4° grado sempre il 6% senza franchigia, e poi invece parenti oltre il 4° grado e la parentela il grado massimo è il 6° è l'8%. Dobbiamo dire però che si aggiungono alle imposte di successione delle altre imposte che sono le cosiddette imposte ipotecarie e catastali nella misura del 2 e dell'1%. Ci sono dei vantaggi se si eredita una prima casa.
Quindi nel momento in cui in successione va una immobile che per qualcuno degli eredi può essere considerato prima casa, le imposte ipotecarie e catastali diventano 2 imposte fisse di 200 euro e quindi si risparmia il 3%. Questo che lei sta descrivendo, che vale per la casa, per l'immobile, Sì. è lo stesso anche per dei terreni, se uno avesse dei terreni? Tutto ciò che è bene immobile, quindi negozi, appartamenti, terreni, quindi tutto ciò che è considerato appunto immobile dalla legge. E allora io direi a questo punto di vedere un servizio filmato, perché siamo andati con le nostre telecamere a Napoli, dove c'è uno scrittore, De Matteis, che per 40 anni ha raccolto in alcuni suoi libri, ha lavorato negli uffici degli archivi notariali in tutta Italia, ha deciso di scrivere dei libri particolari con le eredità più strane che appunto ha raccolto in alcuni volumi. Vediamo, Renato Cavallo ha raccolto questa intervista da Napoli. Poi c'è sta Rossini, Giachini, il musicista. Esiste un portafoglio di pelle nera contenente tutti gli impegni, le scadenze semestrali, eccetera, eccetera. Ivi si trovano anche i titoli, immobili, la descrizione degli immobili in Italia ed infine il mio testamento. Cioè lui nel testamento, come quella persona comune, fa sapere dove mette il testamento. È una cosa... Io ho chiuso la mia attività come sovrintendente dell'archivio notarile di Napoli. Gli archivi notarili sono un organo, una sezione speciale della giustizia che si interessa di controllare l'attività dei notai in esercizio e di proseguire l'attività dei notai che per qualche motivo cessano. Nello svolgere questo compito, che significa leggersi gli atti dei notai che hanno lavorato e ogni 2 anni devono portarli in archivio, mi è capitato ovviamente di leggere i testamenti fra i vari atti che ci sono. Mi sono reso conto che in particolare il testamento olografo aveva una valenza narrativa. Di cose strane ne sono capitate tante, ne ho raccolte una quantità in un certo modo nei libri che ho scritto, ma potrei dire che, non so, il testamento di un omicida non ha lasciato niente se non la confessione, unicamente la confessione. Un lascito fatto degli animali, che si capisce solo alla fine se tratti animali, perché la persona che scrive ne parla come se fossero persone di casa. Negli ambienti più poveri la ricchezza è data, non so, dalla macchina da scrivere, è data dalla macchina da cucire, da qualche oggetto di casa di uso comune, tipo pentole. Come ci sono testamenti scritti su supporti più originali, su un santino, su un pezzo di parato, su uno scatolo di medicinali, su un pezzo di stoffa, addirittura a Milano ce ne sta uno scritto su uno sgabello e su una immagine della Madonna di Montevergine, e su quella che ha scritto, sul retro e sul davanti. Mi interessano i testamenti olografi perché c'è stata questa carica di umanità che non si può trovare in un testamento pubblico che è fatto dal notaio davanti a 2 testimoni. Sarebbe abbastanza singolare che una persona si presenta davanti al notaio e dice mia moglie è questa, ha fatto questo, ha fatto quello, che i testimoni che si sganasciano dalle risate. Di 2 amanti che si sono lasciati, persi negli anni, e lui o lei lascia in eredità, nemmeno in eredità, gliela lascia in legato in modo che venga trascritto immediatamente, lascia la cartonetta e magari poi fa una letterina al coniuge e dice va a vedere che questo che è proprietà di una cartonetta la quale si è verificato che quella è qui. Insomma, è una cattiveria. Insomma, la storia, gli episodi che si sono verificati. Chiedo al notaio, in base alla sua esperienza, perché spesso scrivere un testamento è qualcosa che richiede tempo, anni, magari uno ci pensa tanto, perché insomma vede anche tante cose all'interno della propria famiglia, dei propri amici, a chi lasciare le cose. Funziona sempre così? La volontà di chi ci mette tanto tempo viene rispettata poi negli anni successivi? Allora, diciamo che molto spesso appunto i testatori spendono veramente tanto tempo per decidere le loro volontà, pensando di ipotizzare magari
di realizzare i desideri o dei figli o delle persone che stanno loro intorno, e poi magari i desideri in realtà sono altri, e quindi una volta che poi si apre la successione le cose non vanno sempre come il testatore avrebbe desiderato, ma anche senza litigi, semplicemente gli accordi che poi vengono fatti tra gli eredi sono diversi da come lui aveva Come era stato preventivato dalla persona. Sì, sì. E allora abbiamo visto la casa, quindi la casa, l'immobile, i terreni, un negozio. Passiamo a un altro settore, un altro comparto, che è quello del conto corrente in banca, perché spesso capita, uno ha dei risparmi. Che succede? Poi vedremo gli altri aspetti. Partiamo dalla cosa più semplice e banale, il conto corrente in banca. Allora, il conto corrente in banca ovviamente cade in successione, quindi all'apertura della successione bisognerà che i vari istituti bancari rilascino una dichiarazione, si dice di sussistenza, cioè dovranno dire alla data della morte quali erano le consistenze del defunto presso quel conto, tenendo presente due cose: che i titoli di Stato non vanno in successione, quindi non vengono tassati, i BOT o appunto i titoli di Stato non vengono tassati, e che se il conto corrente è cointestato, per esempio a due coniugi, in successione cade la metà, perché si presume appunto che le cointestazioni fosse per quote uguali. Quindi se c'è una cointestazione con un figlio da parte di un genitore anziano o tra due in coniugi, successione va la metà. la metà. Se c'è una intestazione a 3 va un terzo. Lo so che lei rappresenta la legalità sì, in quanto notaio, sì. ma una domanda la devo fare, perché spesso funziona così, poi quando uno purtroppo sta in momenti difficili dà un assegno con la propria firma, uno va in banca e ritira i soldi. Allora bisogna stare attenti a cosa, perché funziona così, però diciamo nella pratica spesso capita così. No, anche se capita così è diciamo assolutamente inutile, in quanto appunto, come le dicevo, se io faccio un assegno al giorno 1, vengo a mancare il giorno 3 e questo assegno viene bancato il giorno 5, comunque la data di riferimento sarà quella della morte, quindi la consistenza sarà comprensiva dei soldi che c'erano sul conto a quella data, perché l'assegno sarà stato incassato successivamente. Bisogna ritirare prima. Quindi bisogna avere la palla di vetro oppure avere